Cari amici del volley, ben ritrovati a In Volley da Mattia Maggiore e da Valentina Framarin. Rieccoci insieme per questa 14ª puntata, davvero speciale, interamente dedicata ad un evento molto importante, vero Valentina? Proprio così, Mattia. Infatti Abano e Montegrotto Terme nel Padovano sono il teatro della prima edizione del torneo nazionale Under 16 femminile Memorial Gianni Campesan. Prima di tuffarci nell'agone delle gare, ecco la presentazione di questo primo trofeo Terme Abano Montegrotto. Vediamo. Venerdì 17 febbraio è stato presentato il primo trofeo Terme Abano Montegrotto Memorial Gianni Campesan, il nuovo torneo con il meglio del volley femminile nazionale Under 16. La FIPAB di Padova ha voluto fortemente questo evento. Questa manifestazione, che vede la sua prima edizione quest'anno, rimarrà a calendario anche per tutti i prossimi anni. Gianni Campesan, un grande dirigente dello sport padovano, non solo della pallavolo, che ha lasciato un'eredità pesante, perché è tutta una serie di messaggi concretizzati con i 3 aerofani che devono essere attualizzati anche nelle prossime stagioni sportive. Una eccellenza nelle squadre che partecipano a questa prima edizione, un'eccellenza che deve essere appresa e anche vissuta dalle nostre società sportive che anche questa stagione sportiva hanno contribuito a superare quota 10.000 come tesserati, che devono vedere invece anche nell'aggregazione, per cui in una qualificazione di tutte quante le proprie attività, un punto di arrivo. Come abbiamo detto, 12 squadre, il meglio della pallavolo giovanile femminile in categoria Under 16, che deve venirci anche a insegnare nel come si gioca, nel come si preparano gli incontri, nel come si strutturano le società. Per cui un'eccellenza di sport che viene ospitata da delle eccellenze ricettive per ambire a diventare noi delle eccellenze. Padova può farlo e Padova ha il dovere di farlo. Il Palaberta di Montegrotto Terme diventa per 2 giorni una vetrina dello sport nazionale. Tutto ciò che in questo momento si avvicina e fa sport a noi fa una soddisfazione unica, e soprattutto anche quando riusciamo a portare eventi con un certo significato, con un certo spessore, questo dà luce sicuramente al nostro comune. E in questo momento in cui cerchiamo lo sport ha anche lui difficoltà economiche, ben venga la pubblicità, ben venga il fare sport, e quando teniamo lontano dalle strade gli atleti, le atlete, tutti gli sportivi, è sicuramente un evento sociale di primo ordine. Il binomio volley Terme Ugane da tempo sta dando molte soddisfazioni. Lo sviluppo, l'organizzazione, la preparazione delle federazioni, quindi rappresentanze locali, provinciali, regionali della pallavolo, non hanno fatto altro che raccogliere una nostra fondamentale, forte volontà, non solo attraverso lo sport, devo essere sincero, ma di rilanciare questo territorio con tutta la dignità che merita. Ha il blasone di essere il maggior polo termale turistico europeo in termini di numeri, anche dal punto di vista scientifico, le nostre acque, i nostri fanghi, però attenzione, non rimaniamo ancorati a questa logica dell'immagine che sia soltanto per chi soffre di determinate patologie. Devono sapere tutti, qui nel territorio allargato, quindi anche con queste manifestazioni sportive, quanto si possa frequentare le nostre strutture attraverso l'impegnativa e per le nostre terapie, nelle nostre piscine. Ma il fatto che lo sport come movimento oggi è una parte indispensabile, integrante di qualsiasi percorso si faccia, sia di carattere preventivo, quindi per prevenire determinate cose, per patologie o problemi, tant'è che il potere antinfiammatorio dei nostri fanghi, dimostrato scientificamente, adesso lo divulgheremo attraverso tutti i canali, manifestazioni sportive, collaborazioni con aziende primarie del settore, non le Kinderiadi del Trofeo delle Regioni, importantissimo, che organizzeremo dal 3 all'8 luglio qui da noi, non farà che essere una cassa di risonanza importante, una visibilità importante per sapere che in prevenzione di problemi di carattere muscolare, articolare, alle terme sono la loro sede ideale, sia per questo verso che per il palcoscenico, la palestra naturale che abbiamo intorno del territorio dei Colli Euganei ed altro. Quale legame ci può essere tra gli atleti e il bacino termale euganeo? Il legame è sicuramente quello che, come portiamo della pallavolo e dello sport al top, e delle ragazze che quindi stanno intraprendendo un percorso professionistico molto importante, e dall'altra mettiamo delle strutture sicuramente uniche
e che rappresentano il bacino termale più grande d'Europa, quindi un'accoglienza ormai da decenni ben limpida e chiara a tutti, e che possa portare appunto e possa far soggiornare le ragazze appunto, le atlete e comunque i dirigenti ed anche tutti i presidenti delle società nella maniera migliore. Le terme possono essere anche un valido aiuto per gli sportivi? L'unicità delle nostre terme è rappresentata da quello che è la nostra acqua termale, che è salso-bromo-iodica. È ovvio che è un'acqua strutturalmente molto pesante, quindi in fase agonistica non è così propriamente, diciamo, adeguata, perché stanca molto l'atleta. Quindi solitamente pensiamo appunto di utilizzare, di fare e di creare dei pacchetti, chiamiamoli così, che possano aiutare le squadre sia all'inizio della preparazione, quindi rafforzando maggiormente quello che è il loro sforzo fisico, dall'altra alla fine, diciamo, magari di una stagione, quella di utilizzarla come scarico. Il Veneto è ancora protagonista di eventi eccezionali. Credo che questo sia un antipasto della prossima finale nazionale, e quindi credo che sarà un gran bello spettacolo giovanile. Come dicevo, con il consorzio Terme Euganee, con l'istituzione di Abano, si sta lavorando veramente bene, e il prossimo, diciamo, appuntamento importante sarà veramente il trofeo delle regioni, che ritorna nel Veneto dopo 7 anni. Ricordiamo che è stato fatto a Jesolo nel 2005, adesso lo riportiamo nel Veneto e, come dicevo, lo faremo proprio nel territorio di Abano Montegrotto. Qui ad Abano e Montegrotto Terme va in scena una kermesse davvero stuzzicante del volley giovanile nazionale, con 12 tra le migliori squadre femminili italiane della categoria Under 16. Siete curiosi di conoscere queste 12 fantastiche protagoniste? Scopriamole subito insieme. 12 le formazioni partecipanti al Memorial Gianni Campesan, che, suddivise in 4 gironi, si sono date battaglia per qualificarsi alla fase finale. Di altissimo livello il lotto delle partecipanti, partendo da Lorago, campione d'Italia Under 16, e a seguire Sandona di Piave, Gio Volley Reggio Emilia, Pro Patria Milano, Fiume Veneto, AEP Oliveri Verona, Volley Ro Casal de Pazzi, Scavolini Pesaro, Spes Conegliano, Bassano e le compagini locali Pulpa Tavium Padova e Thermal Volley Abano. Nelle 4 palestre di Abano e Montegrotto messe a disposizione dall'organizzazione, le squadre hanno regalato momenti di volley spettacolo. Orago e Bassano sono approdate senza difficoltà alle semifinali. Qualche problema in più invece per le altre 2 qualificate, Sandona di Piave e Fiume Veneto. Comunque il campo, come sempre, ha espresso chiaramente i valori delle contendenti. Fiume Veneto, Orago, Bassano e Sandonà hanno vinto i quarti di finale, conquistando l'accesso alle semifinali per i primi 4 posti. Vediamo dunque come sono finiti gli incontri decisivi. Nelle semifinali vittoria agevole per 3-0 del Bassano ai danni del Fiume Veneto, mentre assai più incerto è stato il match vinto dall'Orago per 3-2 sul Sandonà di Piave. Nella finale, giocata al Palaberta di Montegrotto, il Bassano ha sconfitto per 3-0 l'Orago, campione d'Italia, aggiudicandosi il trofeo, ma non inganni il risultato perché la gara è stata molto bella e combattuta. La finalina per il terzo posto ha visto prevalere nettamente il Sandonà sul Fiume Veneto. Atlete e allenatori di tutte le squadre partecipanti esprimono giudizi positivi sul livello tecnico del torneo e sull'efficienza dell'organizzazione. Eccone una carrellata completa. Potevamo sicuramente fare meglio, ha determinato la testa nelle ultime fasi. Questo torneo hanno partecipato squadre di alto livello, veramente forti, e quello che contava, oltre alla bravura, era anche una cosa mentale, una questione mentale. Abbiamo fatto bene nella prima fase del torneo, poi ci siamo un po' lasciati andare, anche il sovraccarico, la stanchezza ha determinato molto in certi momenti. Il torneo è stato ben organizzato, ci siamo divertite, ripeto che c'è un alto livello di pallavolo, quindi è molto bello questo torneo,
e sicuramente potevamo fare meglio e ha determinato la nostra decisione e lucidità in certi momenti durante le partite. Sicuramente è stato un ottimo torneo, era la prima vera esperienza che facevamo con squadre di così alto livello. Pensavamo di fare meglio, secondo me è stato tutto un atteggiamento mentale perché i numeri li abbiamo tutti, quest'anno puntiamo molto in alto e in alcuni momenti la testa ha determinato qualcosa di positivo, a volte si è visto e anche molte cose negative però comunque è stata un'esperienza utilissima per noi. L'esperienza in questi 2 giorni è stata sicuramente di primissimo livello, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista proprio dell'esperienza di gioco. Abbiamo incontrato squadre di alto livello per la categoria giovanile, siamo contentissimi dell'esperienza che abbiamo fatto, in un giorno siamo stati allenati e messi alla prova in maniera molto importante e abbiamo fatto più allenamento in un giorno che in 4 mesi di attività nel Lazio. C'è solamente un po' di rammarico per la partita di ieri con Sandonà, merito all'avversario e in alcune circostanze purtroppo dobbiamo lavorare su alcune cose nostre per togliere quelle pause che ci sono state ieri. Il livello c'è. Ringraziamo tutta l'organizzazione per l'esperienza che ci ha fatto fare in questo torneo. Sicuramente da quello che so eravamo una delle squadre più giovani, ma comunque può essere un'esperienza validissima per noi e comunque il nostro obiettivo era quello di crescere e sicuramente non quello di vincere e siamo riuscite a dare il massimo in quello che abbiamo fatto e siamo contente di dove siamo riusciti ad arrivare. L'andamento è stato abbastanza positivo tenendo conto che la nostra squadra è un gruppo formato prevalentemente nel 98, mentre qui le compagini sono del 96-97, quindi un gruppo ancora under 14. Ci siamo misurati con delle squadre forti con cui abbiamo tenuto testa, tranne oggi nella finale abbiamo un po' ceduto anche per la stanchezza, però è una squadra abituata a viaggiare per l'Italia, a fare tornei e l'obiettivo principale è quello di farle maturare per dare a loro una possibilità per un futuro di pallavolo importante. È stata una bella esperienza, siamo partite con 2 sconfitte, poi ci siamo rifatte le ultime 2 partite, abbiamo incontrato squadre di un buon livello e poi ce la siamo giocata, abbiamo giocato abbastanza bene, però si può sempre fare meglio. È stato sicuramente un torneo molto importante per noi. Prima di tutto volevo fare i complimenti all'organizzazione, è stata organizzata veramente in maniera eccellente il torneo. Per quanto riguarda il punto di vista tecnico è stato sicuramente un torneo di altissimo livello e per noi molto importante. Siamo partiti purtroppo con 2 sconfitte contro 2 compagini di altissimo livello come Sandonà e Vollerò, sicuramente squadre attrezzate e costruite per vincere e per far bene. Noi siamo venuti fin qui per provare a fare esperienza e a farci le ossa, è andata discretamente perché poi abbiamo concluso con 2 vittorie. Sono tuttavia soddisfatto per l'andamento del torneo. Secondo me potevamo fare decisamente meglio, l'11° posto non è uno tra le nostre migliori posizioni ovviamente. Certo è che le squadre che si sono presentate a questo torneo sono veramente forti e siamo molto orgogliosi di aver partecipato nonostante tutto. Il torneo è sicuramente di altissimo livello, le squadre che abbiamo incontrato secondo me le vedremo anche in finale nazionale. Per quanto riguarda la mia squadra il torneo non è andato benissimo, paghiamo lo scotto di un gruppo giovane, in parte giovane, e lo scotto di la mancanza di alcune giocatrici per noi importanti. Per quanto riguarda l'organizzazione possiamo solo lodare gli organizzatori perché è dato tutto molto bene. Allora, innanzitutto è stata veramente un'esperienza piacevole ed è stato un privilegio essere stati invitati a questa manifestazione che dà veramente prestigio sia alla pallavolo padovana sia anche alla città di Abano e devo dire anche un po' alla nostra società, in quanto hanno chiesto di fare da operatori logistici. Ci siamo dati molto da fare, devo ringraziare anche molto tutti i dirigenti miei, tutte le persone che ci hanno dato una mano. Ripeto, è stato un privilegio, le ragazze hanno avuto un'esperienza che credo per loro sarà unica, indimenticabile, irripetibile, si sono divertite, sapevamo che non potevamo naturalmente competere con squadra di questa levatura, però alla fine è stato divertente, piacevole, istruttivo e tutto molto positivo, davvero. È stata una bellissima esperienza, questi 2 giorni li abbiamo passati con molta serenità e siamo arrivate 12esime, anche se ci potevamo aspettare di più, ma le squadre erano molto importanti, abbiamo giocato bene, questo era l'importante. Questa è stata un'esperienza fantastica, infatti siamo cresciute molto non solo tecnicamente ma anche come gruppo perché abbiamo fatto molta esperienza
e poi abbiamo potuto confrontarci con alcune tra le squadre migliori d'Italia e penso che questa sia una cosa molto importante perché abbiamo visto il livello che c'è nel nostro paese. Diciamo che la mia squadra ha ottenuto un 7° posto inimmaginabile all'inizio. Eravamo partiti sapendo che comunque di fronte avevamo il giovanile tra i giovanili migliori d'Italia e quindi che sarebbe stata un'esperienza e che dovevamo sfruttare l'esperienza. Però man mano ci siamo rese conto che il nostro gioco in qualche modo poteva dar dei frutti. Certo che in certe situazioni con alcune squadre abbiamo subito pesantemente, ma ci siamo rese conto anche che lavorando su certe fondamentali possiamo ottenere risultati ancora migliori. Il 7° posto in qualche modo ci dà ragione, quindi l'unica cosa è continuare a lavorare in questo senso senza mollare. Ovviamente abbiamo partecipato e abbiamo giocato contro delle ottime squadre di grandissimo livello, è stata una bellissima esperienza e speriamo di provarci, insomma, vincendo magari il campionato e andando avanti con i vari campionati regionali e chi lo sa magari anche i campionati nazionali, e di ritrovare queste squadre e magari di fargli lo sgambetto, vediamo di provare a portare a casa qualcosa. Questo torneo aiuta molto a unire le varie squadre e noi ci siamo sentite molto unite soprattutto perché siamo riuscite a stare insieme 24 ore su 24. E lo trovo molto utile anche per le prossime partite future all'interno del campionato perché riusciremo a dare sicuramente qualcosa di più. È stato molto difficile, noi non siamo venuti qui per vincere ma per provare a fare cose diverse dal nostro campionato e nonostante questo siamo arrivate quarti, quindi siamo contenti del nostro risultato. Non abbiamo giocato al massimo ma siamo una squadra molto giovane e è stato un punto di partenza, possiamo dare molto di più in futuro. Allora, innanzitutto mi scuso per la voce che è un po' bassa, però dopo 2 giorni di torneo credo che sia abbastanza normale. Per noi è stata un'esperienza importante perché siamo riusciti a confrontarci con squadre che a livello nazionale sicuramente diranno la loro per questo campionato, quindi è stata una buona prova. Siamo andati crescendo durante il torneo, abbiamo iniziato malino, poi dopo abbiamo giocato delle ottime partite e soprattutto considerando che la nostra è un gruppo molto giovane e con tante giocatrici che escono dall'Under 14, quindi direi di ritenermi comunque abbastanza soddisfatto della prova delle mie giocatrici e del confronto che c'è stato con realtà comunque importanti a questo torneo. Faccio i complimenti anche all'organizzazione perché tutto era praticamente perfetto. E questo torneo l'abbiamo iniziato un po' male, abbiamo iniziato a sbagliare, poi ci siamo riprese e siamo riusciti a vincere subito la prima partita. Poi abbiamo iniziato a giocare e abbiamo iniziato a vincere partite su partite. La partita più bella è stata quella contro Roma, ci siamo divertite tantissimo e è stato molto bello. Sono felice di questo 3° posto, anche se penso che potevamo fare di più. Come squadra in questo torneo abbiamo fatto molto gruppo perché comunque noi proveniamo da varie società, c'è la Joelle che viene da Padova, la Laura da Dolo, quindi siamo un insieme di ragazze e non abbiamo molto tempo per allenarci assieme, quindi questo torneo è servito molto per fare squadra. E come impressione è stata molto positiva perché a parte le prime partite che abbiamo un po' faticato, però dopo siamo state molto unite, insomma. Il torneo ci è servito per migliorare, anche se comunque ci sono delle cose da mettere a posto ancora negli allenamenti. Poi comunque è stato molto positivo perché ci sono state delle squadre molto forti con cui ce la siamo giocata e anche se abbiamo perso comunque abbiamo fatto bene, secondo me, a parte qualcosina comunque. Sicuramente è stata una valida esperienza perché qui c'erano almeno 2 o 3 squadre di livello nazionale che molto probabilmente si incontreranno alle finali nazionali, quindi l'esperienza è stata molto importante anche per conoscere le avversarie che probabilmente incontreremo alle fasi finali. Io sono in Italia tanti anni e ho fatto tanti tornei, ma come è stato organizzato questo, mai è stato un torneo organizzato così. Nel senso che siamo stati anche 2 mesi a Modena, ma qua veramente le condizioni sono state molto belle e anche predisposti di tutte queste giocatrici da piccoli di capire grande professionalità. Così possiamo creare un prodotto grande, responsabile e di creare qualcosa di importante perché adesso come si vede in orizzonte pallavolo in Italia comincia a calare, perciò tutti i grandi giocatrici professionisti vanno fuori Italia, quindi qua rimane di fare giovani, grandi talenti, di diventare grossi e quando devono guadagnare di andare fuori Italia.
Perciò queste idee forse un po' strane non le condividono tanti, ma la strada è quella, per adesso. Queste le impressioni a caldo della miglior atleta del torneo. È stata una bella esperienza perché appunto abbiamo potuto misurarci con le squadre più forti, diciamo, d'Italia e vedere a che livello siamo. Siamo riusciti a vincere e a ottenere un buonissimo risultato. A nostro avviso molto bravi si sono dimostrati gli arbitri, nonostante la loro giovane età. Siamo tutti quanti arbitri provinciali che arbitriamo da primo arbitro, supportati da arbitri nazionali, e per noi che siamo abituati ad arbitrare solo gare fino alla prima divisione è una grande esperienza e un motivo per crescere. Non è stata dunque casuale la scelta di arbitri giovanissimi. Il Comitato di Padova, nel nome del Presidente, ha voluto istituire il progetto Tutor quest'anno per qualificare gli arbitri della nostra provincia, credendo in questo movimento che è molto giovane ma che comunque ha molte potenzialità da sviluppare. E noi come gruppo arbitri abbiamo accettato la sfida e a queste gare che sono di livello elevato, che in un contesto di finale Under 16 vengono arbitrate da arbitri di categoria di B2, abbiamo provato a rischiare i nostri arbitri provinciali giovani, e le risultanze che abbiamo avuto da questo torneo sono senz'altro positive, per cui diciamo che possiamo ben dire di aver vinto la scommessa grazie anche alle risorse che il Comitato ci ha messo a disposizione. Molto soddisfatto il presidente del consorzio Terme Euganee per l'efficienza dell'organizzazione. Decretiamo già un successo, il primo successo, alla prima edizione, il primo torneo organizzato insieme, agli loro stimoli speriamo, contiamo di aver risposto con la stessa dose di competenza, di capacità, di motivazione, e quindi per poter ambire a progetti e manifestazioni di sempre maggiore spessore e importanza. Bene, prova ne sia che già a luglio c'è il primo appuntamento importantissimo, che è quello del Trofeo delle Regioni, e quindi noi siamo gratificati da questo e estremamente motivati in questo, e vediamo che tutto il territorio, colleghi, aziende, anche non alberghiere, quindi questa è la cosa più importante, stanno rispondendo a questo tipo di stimoli. Un ottimo allenamento in vista del prossimo Trofeo delle Regioni. Che ci si creda o no, siamo stati anche noi atleti e ci teniamo in forma per questo. Oggi il nostro allenamento e le nostre prove sono quelle di realizzare questo tipo di manifestazione che non abbia sbavature, come mi sembra sia stata proprio questa, sia nell'ambito dell'ospitalità e della ricettività, per cui siamo già famosi, ma metterla in atto in questo ambito significa percorrere una nuova strada. È la prima tappa, direi, di un lungo percorso, perché Terme Sport, e con il volley in particolare, vediamo che c'è stata una grandissima capacità organizzativa, macchina organizzativa che si mette in moto, e riteniamo che arriveremo al punto, dimostrare che le terme sono sia in senso terapeutico ma soprattutto preventivo per gli sportivi, agonisti e non, e questo per la salute è fondamentale. Pur essendo questa la prima edizione del Memorial Campesan, la FIPAV di Padova si è dimostrata una macchina organizzativa perfetta. Prima edizione del Trofeo Terme Euganee Memorial Campesan. È stato un azzardo, abbiamo provato a invitare il meglio della pallavolo giovanile di categoria Under 16. Tutte ci hanno dato una risposta affermativa, soprattutto perché sapevano della capacità organizzativa del Comitato Provinciale di Padova. È stata fatta appena finita la finale, abbiamo appena finito le premiazioni, tutti sono stati contenti, tutti hanno trovato un'ottima ricettività, ma non poteva che essere così con gli impianti messi a disposizione dal Consorzio Terme Euganee. Hanno trovato un'ottima anche organizzazione sportiva, e questo non ci stupisce, perché con 2 finali nazionali alle spalle e una partita di World League ormai la macchina è rodata. Abbiamo avuto anche molto pubblico, questo ci ha fatto piacere, speravamo qualche tecnico in più, ma speriamo anche che la semina continui. Abbiamo visto delle bellissime partite, sono state arbitrate in modo egregio da tutti i nostri arbitri provinciali. Abbiamo sfruttato questo evento per provare tante cose. Siamo 10.000 a Padova, vogliamo crescere ancora di più però in qualità e non solo in quantità, anche perché più di così non so dove potremo arrivare. Un plauso a tutte queste società che si mettono a disposizione del comitato e con grandi sacrifici portano ancora avanti l'attività sportiva. Ormai sappiamo che istituzioni e amministrazioni non riescono più a erogare servizi e le famiglie devono supportare anche questo peso. La capacità delle nostre società di continuare ad esserci è veramente encomiabile. Un arrivederci all'anno prossimo, sicuramente non più a 12 squadre, ma a 16 o a 24 squadre. Arrivederci dunque al prossimo anno per la seconda edizione, sapendo che molte di queste squadre non mancheranno di certo. E si chiude con Marco di Ophelia Marino questa finale che vede passare
Livello tecnico elevato, ottima risposta del pubblico con un'eccellente organizzazione. Insomma, un torneo davvero riuscito. Vogliamo vedere sempre più spesso a Padova e nel Veneto altri grandi eventi come questo. Bene, l'appuntamento con In Volley è tra 7 giorni, stessa ora, stesso canale. Ciao! Ciao!